appuntamento con Onda Libera, che oggi dedicheremo a un fatto che è accaduto domenica a Milano, e da quel fatto poi cercheremo di trarne anche alcune conseguenze. Intanto però la prima pagina, o meglio di saperne qualcosa di più, la prima pagina dell'agenzia ANSA si apre con la menata della legge elettorale, scusate l'elegante dizione, il termine estremamente tecnico, la menata della legge elettorale dentro il PD, battaglia nel PD, Renzi dice bisogna decidere, stasera la riunione, l'assemblea del Partito Democratico, Renzi insiste per il varo, Forza Italia chiede il voto segreto su alcuni emendamenti, si allontana nel PD l'ipotesi di spaccature, pena il voto di fiducia, cioè la cosiddetta minoranza non esiste di fatto, comunque ha una dignità tale da non presentarsi nemmeno come tale, come minoranza. Oggi il voto sul decreto antiterrorismo, mentre l'altra notizia di prima pagina dell'ANSA è il doppio omicidio di Pordenone, uccide moglie e figlia di 7 anni con una accetta. L'omicida è un quarantenne marocchino da tempo in Italia, attualmente dice l'ANSA disoccupato, mentre la terza notizia dell'agenzia ANSA è un forum della stessa agenzia di stampa con il direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi dalle 15 di oggi pomeriggio. Risponderà alle domande degli lettori, meglio dire dei navigatori, in diretta streaming dal sito dell'ANSA, da oggi online il 7:30 precompilato. Noi invece ci portiamo a domenica scorsa perché a Milano c'è stato un convegno che ha avuto un eco dal punto di vista di chi l'ha organizzato molto bassa, ma che si proponeva degli obiettivi parecchio ambiziosi. Il primo convegno nazionale, anzi il convegno nazionale 2015, il primo è stato l'anno scorso, i musulmani europei, diritti e doveri. PSM, Partecipazione e Spiritualità Musulmana, vi invita al Convegno Nazionale 2015, il raduno annuale dei musulmani d'Italia. Tema di questa edizione, i musulmani europei, diritti e doveri. Rinomati relatori e illustri ospiti da più di 5 paesi europei discuteranno dei diritti degli oltre 40 milioni di cittadini europei di fede musulmana e dei doveri che questi hanno nei confronti delle loro società europee attraverso conferenze, dibattiti e una tavola rotonda. Ospiti del convegno il dottor Azam Tamimi, accademico, attivista e direttore del canale TV londinese Al-Hewar. Il professor Stefano Allievi, direttore del Master sull'Islam in Europa all'Università di Padova. Il dottor Ratib Nebulsi, uno dei più rinomati sapienti musulmani contemporanei. La dottoressa Ismahan Choder, autrice e segretario generale della Commissione Islam e Laicità a Parigi. E il dottor Abdarraouf El-Wezzeni, presidente dell'ONG internazionale dei diritti umani AFD International. Un concerto del cantante Saad Shemmeri dalla Germania chiuderà la giornata. Il convegno si terrà domenica 12 aprile 2015 a Milano, a partire dalle ore 9. Teatro dal Verme. Nella centralissima via San Giovanni sul Muro 2. Per maggiori informazioni e prenotazioni visitate il sito internet psm-italia.it. Il Teatro dal Verme è centralissimo, in effetti è in piazza Cairoli a Milano e si è tenuto questo primo convegno nazionale, La voce dei musulmani, il mutismo dei media. Sul sito psm-italia.it, citato prima, ci sono recriminazioni post convegno per il fatto che il convegno è andato molto bene, ma l'attenzione dei media è stata abbastanza ridotta. Abbiamo sentito i nomi dei principali ospiti, a parte il professor Allievi che qualcuno conoscerà perché è stato anche qualche volta invitato in TV, sociologo dell'Università di Padova, e a parte il rappresentante dell'organizzazione umanitaria, i nomi principali erano quelli citati all'inizio e i nomi vorremmo ripercorrerli adesso perché è interessante vedere il profilo dei partecipanti a questo convegno che aveva anche l'obiettivo di mettere insieme le varie correnti dell'Islam italiano, obiettivo che poi sarà realizzato o meno, questo è un altro discorso, comunque era uno degli obiettivi di questa riunione il 12 aprile scorso, domenica a Milano.
al Teatro del Verme. Ebbene, il primo degli ospiti citati domenica a Milano è stato domenica il dottor Azzam Tamimi, il quale è stato fino al 2008 direttore dell'Institute of Islamic Political Thought di Londra, cioè l'Istituto per il pensiero politico islamico di Londra, nel cui comitato consultivo era presente anche il leader mondiale della Fratellanza Musulmana. L'organizzazione in questione ha una base marocchina, ma è legata alla Fratellanza Musulmana, un cui capitolo è anche Hamas, l'organizzazione che, tra mille polemiche sul finire d'anno, era stata tolta dalla lista nera dell'Unione Europea delle organizzazioni terroristiche, c'è stata sostanzialmente rimessa. L'alto rappresentante della politica estera europea, l'italiana Mogherini, ha detto che comunque per l'Unione Europea Hamas rimane un'organizzazione terroristica. Al di là di questo, la Fratellanza Musulmana ha una sua filiazione diretta con Hamas e il movimento Partecipazione, Spiritualità Musulmana, il sito in questione vi potete documentare come volete, è legato appunto a questo filone mondiale corposo forte della Fratellanza Musulmana. Il dottor Azzam Tamimi, uno degli ospiti di Milano, era appunto il direttore di quell'istituto politico londinese nel cui comitato consultivo era presente anche il leader mondiale della Fratellanza Musulmana, il celebre predicatore Youssef Qaradawi. Nello stesso consiglio, comitato consultivo dell'organizzazione diretta dal dottor Tamimi, che era presente domenica a Milano, hanno seduto altri importanti esponenti della Fratellanza Musulmana. Il dottor Tamimi, illustre ospite a Milano, è autore di numerosi libri su Hamas e anche di un'intervista alla BBC, nella quale nel 2004 disse che farsi saltare in aria in Israele è una nobile causa, aggiungendo che è la via più rapida per far piacere ad Allah. Lo farei anch'io se ne avessi l'opportunità. Nel gennaio del 2008 disse alla TV iraniana pubblica di Stato: voglio vedere Israele distrutto. Nel 2012, in un discorso alla Queen Mary University Palestine Solidarity Society, il dottor Tamimi ribadì i suoi legami con Hamas e la sua volontà di diventare un martire se ne avesse avuto l'opportunità. È considerato l'inviato speciale di Hamas in Gran Bretagna, nel Regno Unito. Nel 1998 un resoconto del Washington Report on Middle East Affairs recita, o meglio riporta le sue affermazioni: il tempo non gioca a favore di Israele ma di quelli che si oppongono a Israele. E Hamas, dichiara il dottor Azzam Tamimi, illustre ospite a Milano, e Hamas è più democratico di qualsiasi movimento secolare nel mondo arabo. Nell'agosto dell'anno scorso, Tamimi, che è anche il fondatore della TV in lingua araba Al-Hiwar TV in Gran Bretagna, sostenitore dei ribelli siriani, attivista della Fratellanza Musulmana, si è visto chiudere il conto bancario e quello della moglie da parte della banca HSBC, la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation di Londra. Il primo ministro britannico, David Cameron, aveva ordinato pochi mesi prima un'indagine proprio sulla Fratellanza Musulmana in Gran Bretagna. Secondo il quotidiano inglese The Guardian, la Fratellanza è accusata di essere dietro all'omicidio di 3 turisti su un autobus in Egitto, 3 turisti inglesi, nel febbraio 2014, e di aver pianificato attività estremistiche anche in Inghilterra. Molti musulmani per protesta dopo la chiusura del conto dell'illustre ospite della riunione milanese, il dottor Azzam Tamimi, a Londra. Molti musulmani britannici per protesta hanno a loro volta chiuso i loro conti alla banca HSBC, alla Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Un altro degli illustri ospiti domenica del convegno al Teatro dal Verme di Milano, organizzato da Partecipazione e Spiritualità Musulmana, è Rateb al-Nabulsi. Rateb al-Nabulsi, presentato come teologo nello spot che abbiamo visto prima, nasce nel 1938 a Damasco, in Siria, studia fin da giovane religione e legislazione islamica, interpretazione coranica, tradizione profetica, giurisprudenza islamica, la biografia del profeta e doveri islamici. Queste sono le sue materie di approfondimento teologico, e nel 99 ottiene un PhD, un dottorato in educazione dall'Università di Dublino. Il suo dottorato, la sua tesi di dottorato era intitolata Educazione dei bambini nell'Islam.
Si occupa anche di miracoli scientifici raccontati dal Sacro Corano e della Sunna del Profeta, cioè l'insieme dei detti e dei fatti del profeta Maometto nelle facoltà di legge islamica e di fondamenti della religione islamica all'Università Al-Azhar in Egitto, il centro principale dell'Islam sunnita nel mondo. Ha pronunciato il dottor Rateb al-Nabulsi, altro illustre ospite, Rateb al-Nabulsi, illustre ospite del convegno milanese, ha pronunciato numerosi discorsi religiosi negli Stati Uniti d'America e in Australia ed è stato più volte invitato in Arabia Saudita e in Sudan. Nel gennaio del 2014, l'anno scorso, lo sceicco, chiedo scusa per il titolo, non è professore, è sceicco quando uno è un saggio, un teologo, un professore appunto, è sceicco, lo sceicco al-Nabulsi, sostenitore dello sterminio degli ebrei e degli omosessuali, ottiene un visto per gli Stati Uniti. Questo visto è stato variamente commentato in maniera critica da alcuni siti americani. Tutti gli ebrei, ha detto lo sceicco al-Nabulsi, sono combattenti e perciò possono essere obiettivi di attacchi in Israele. Lo ha scritto Nabulsi nelle sue regole per le operazioni di martirio in Palestina e ha definito gli ebrei i peggiori nemici di Dio e dell'Islam, ricettacolo dei vizi e dei mali. Era presente anche una professoressa, anzi dottoressa, la dottoressa Ismahan Chouder, segretaria della Commissione francese Islam e Laicità, intervenuta al convegno I musulmani europei, diritti e doveri di domenica scorsa a Milano. Un network di associazioni musulmane lo ha organizzato a Milano al Teatro dal Verme. La dottoressa Ismahan Chouder vive in Francia ed è sostenitrice del diritto al velo per le donne. Non sono soltanto discorsi, articoli e post sui social media. La questione che affronta nei suoi testi e nei suoi interventi la dottoressa Chouder, ma anche una serie di pratiche che, dice Chouder, mettono in luce un Islam negativo, minaccioso, violento. Responsabili dell'islamofobia sono le istituzioni, per esempio le leggi contro il velo in Francia, una certa eredità coloniale che considera i musulmani sempre come una popolazione sottomessa e le strumentalizzazioni delle relazioni geopolitiche. Si pensa che dell'islamofobia sia colpevole la destra europea, dice Ismahan Chouder. In parte è vero, ma anche la sinistra, imponendo una visione assolutistica della laicità, a volte fa più danni che non la destra. Si costruisce così un'immagine dell'Islam che, secondo Ismahan Chouder, è del tutto immaginaria, eppure queste iniziative hanno presa su una larga fascia della popolazione europea e sfociano in atti violenti. Purtroppo questi atti colpiscono per l'80% donne e bambini. Nel mese successivo all'attentato a Charlie Hebdo, ha detto ancora l'altro giorno a Milano la dottoressa Chouder, si sono registrate in Francia più violenze islamofobe che in tutto il 2014. La scorsa settimana è stata presa di mira una donna velata che accompagnava a scuola i suoi bambini. Come reagire a questi atti? È la magistratura che dovrebbe prendere provvedimenti applicando la legge in modo severo, conclude la dottoressa Chouder. Ma spesso la giustizia in Europa è un appendice della politica e non tratta tutti allo stesso modo. La dottoressa Chouder, illustre ospite del convegno milanese di domenica scorsa, ha anche pubblicato un manifesto che ha definito femminista islamico per la difesa di Hamas. Hamas col femminismo non sembrerebbe avere molto a che fare perché nel suo statuto, che vi consiglio di leggere, lo trovate anche in italiano su internet, lo statuto di Hamas, che è una branca dell'Organizzazione dei Fratelli Musulmani, nel suo statuto Hamas definisce la donna letteralmente forgiatrice di uomini, deve occuparsi della casa, allevare i figli secondo i valori islamici, educandoli a osservare i precetti religiosi e a prepararsi al dovere coranico del jihad, della guerra santa. La donna deve essere consapevole del suo ruolo nella guerra di liberazione, recita lo statuto di Hamas. Come la dottoressa Chouder abbia coniugato il femminismo, per quanto corroborato dall'aggettivo islamico, e con la difesa di Hamas e dello statuto di Hamas, solo Allah lo può sapere. Pubblicità. Fatti conquistare da Lidl e dalle gustose specialità firmate Solimar. Per esempio, dal 13 aprile trovi i prosciutti
22. Quest'anno l'incontro a Milano, l'anno scorso l'incontro a Modena, presente la ex ministra, poi eurodeputata Cécile Kyenge. Sul sito psm-italia.it trovate alcuni degli interventi, tra i quali io reputo di un certo interesse quello del professor Alessandro Ferrari, docente di diritto canonico all'Università dell'Insubria di Como e Varese e coordinatore del FIDR, cioè il Forum Internazionale Democrazia e Religioni. È intervenuto al convegno Partecipazione e Spiritualità Musulmana nel 2014 sullo status giuridico dei musulmani in Italia. Il punto di partenza che secondo me dovremmo tenere in conto quando parliamo della presenza dei musulmani in Italia, ma in Europa, è un punto di partenza secondo me fondamentale. I musulmani non sono qui per caso, non sono qui in una terra, può sembrare straniera, ma non è in realtà una terra straniera. Secoli hanno preparato questo incontro che adesso si sta verificando tra le due sponde del Mediterraneo, un incontro attraversato anche da momenti di difficoltà, ma non è un incontro casuale nella storia. L'Islam non è un qualcosa che dall'esterno arriva improvvisamente in una realtà sconosciuta. Il bacino mediterraneo conosce da sempre la convivenza anche conflittuale, ma il conflitto fa parte della convivenza tra le grandi religioni, no, abramitiche, sono state citate prima, che fanno parte in realtà di un'unica famiglia per certi versi. Potremmo anche dire per certi versi che l'Islam rappresenta la più orientale delle religioni occidentali, cioè ci muoviamo in realtà in famiglia. Quindi quando noi parliamo della presenza musulmana in Europa dovremmo un po' sfatare il mito per certi versi dello straniero. Parliamo in realtà di una realtà che fa parte integrante della storia di questo continente, che a sua volta è da sempre in un continente più ampio che è appunto il bacino mediterraneo. Quindi da questo punto di vista parliamo tra persone che condividono una storia comune, importante. Detto questo, e venendo ai giorni nostri, quali sono le sfide della storia comune che ci pone la contemporaneità? La sfida è quella, si diceva prima, dell'Islam europeo, della presenza musulmana in Italia. Ne parlo con molta precauzione in punta di piedi perché è un'esperienza che voi conoscete molto meglio di me anche per la vostra esperienza personale. Però ecco, è un'esperienza importante che magari è stata vista con timore, preoccupazione dai primi arrivati in Italia, no? Negli anni 70, 60, questo paese così diverso forse da quelli di provenienza e che oggi è diventato la residenza, la dimora permanente delle proprie famiglie. E questa permanenza in Italia e in Europa ci insegna due cose, secondo me. Da una parte che le religioni e le culture religiose sono qualcosa di vivo, qualcosa che si muove, qualcosa che non è uno stagno che resta fermo, ma è capace di muoversi e anche di sperimentare delle realtà diverse. E dall'altro che le religioni in effetti, o almeno quelle di questo mondo mediterraneo di cui parliamo, hanno già in sé una radice universale che fa sì che possano davvero insediarsi nelle terre più diverse, scoprendo sempre dal proprio patrimonio, dal proprio tesoro religioso le risorse che poi le consentono di vivere negli nuovi spazi. Quindi è una sfida, credo, molto bella per i musulmani, quella della vita in Italia, della vita in Europa, la sfida della partecipazione, ma di una partecipazione che non dimentichi la spiritualità, no? Come recita. E quindi è una sfida che in realtà i musulmani però non fanno da soli, ma condividono anche
con tutte le altre tradizioni religiose, anche quelle che da sempre vivono in Europa, perché la sfida della partecipazione e della spiritualità non è soltanto della religione musulmana, è di tutte le tradizioni religiose, ma è anche delle tradizioni non religiose, perché la sfida di partecipare anche con dei valori civili, dei valori di cittadinanza comune, dei valori di costruzione del bene comune. Quindi è una sfida profondamente umana. Quali sono i due aspetti più delicati di questa partecipazione, di questa spiritualità? Da una parte l'integrazione come cittadini e dall'altra un altro strumento di integrazione è quello della sperimentare i diritti di cittadinanza, a partire dal diritto appunto di libertà religiosa, perché qua voi vi definite in primo luogo come musulmani. La prima sfida dell'integrazione della cittadinanza voi la conoscete bene, in Italia è una sfida molto difficile. L'Italia è un paese che conosce i musulmani italiani di cittadinanza straniera, in cui è sufficiente un soggiorno un po' più lungo nei paesi di origine della propria famiglia per vedere un percorso burocratico di acquisto della cittadinanza allungarsi infinitamente. Quindi è un paese che ha timore, in un certo senso, di allargare la cittadinanza. Ma questo timore in un certo senso è anche specchio della storia di questo paese. Per voi è difficile essere musulmani italiani, ma non scordatevi che è difficile anche essere italiani. Voi sapete che un grande uomo politico dell'Ottocento, no, disse: è stata fatta l'Italia, perché l'Italia in realtà è una nazione molto giovane, adesso dobbiamo fare gli italiani. Quindi credo che questo si risenta nel processo di integrazione di una comunità religiosa, cioè vivere in un paese che ha delle istituzioni storicamente fragili, ha dei meccanismi di integrazione politica deboli e che ha affidato la sua unità più a una lingua, una cultura, una religione comune, più che alla forza degli strumenti del diritto. Quindi la cittadinanza è un capitolo molto difficile, per cui si deve proprio lavorare ancora molto. L'altro aspetto è quello della libertà religiosa, e qui il quadro è da una parte, come dire, aperto all'ottimismo e alla speranza, dall'altro presenta però degli aspetti concreti molto complicati. Perché è aperto all'ottimismo e alla speranza? Perché se voi leggete, qui c'è tanta gente che la conosce, la nostra Costituzione garantisce a tutti la libertà di religione e di culto. A tutti vuol dire italiani, stranieri, apolidi, libertà di religione e di coscienza. Dall'altra però l'Italia, voi sapete, non ha una legge sulla libertà religiosa, non ha una legge organica sulla libertà religiosa. Abbiamo ancora delle norme, delle disposizioni che risalgono al 1929-1930, che sono anni che per l'Italia non possono certo essere considerati un modello di democrazia costituzionale. E il fatto che manchi una legge organica sulla libertà religiosa ha portato le confessioni religiose a cercare un altro mezzo per assicurarsi la propria libertà, che è raggiungere con lo Stato un accordo, la famosa intesa. L'intesa che cos'è? È un contratto che lo Stato stipula con una religione specifica e con cui regola determinate cose molto importanti per quella religione. Ma voi capite che l'intesa non è per tutti, è per ciascuna religione che riesce a stipularla. E sapete anche che l'intesa richiede da una parte la capacità della comunità musulmana di dotarsi di rappresentanze che siano sufficientemente solide e trasparenti nella loro organizzazione, ma dall'altra richiede anche la volontà dello Stato di instaurare dei rapporti con queste rappresentanze. Oggi lo Stato italiano non ha una politica della libertà religiosa e questo rende molto difficile anche per la comunità islamica un processo di organizzazione coerente. E quindi il cammino dell'intesa in questo momento sembra molto lontano. Potrebbe anche non esserlo, perché le cose possono cambiare anche velocemente. Però ecco, da una parte occorre una volontà politica ad affrontare questo tema e dall'altro occorre che le comunità musulmane comincino a regolamentarsi, a manifestarsi come comunità religiose titolari
non richiedenti di un diritto fondamentale che è quello di libertà religiosa. Senza un'intesa i problemi sono molti, lo conoscono, lo sanno bene le persone che sono in questa sala. Sono molti perché ci sono delle alternative più complicate. Gli enti locali hanno parecchie competenze, pensate a tutta la questione dell'edilizia di culto, ma sono competenze che vengono regolamentate, vengono vissute in maniera diversa da regione a regione, spesso da città a città. Sono competenze che si prestano ad abusi, a ritardi, e quindi le risposte anche che le comunità locali danno a queste problematiche sono raramente attente al tema della libertà religiosa. Sono risposte spesso dettate da una logica emergenziale, da una logica di corto respiro. In questo lo Stato, con la sua assenza, non aiuta le comunità locali. E quindi in questo momento bisogna lavorare sui due livelli, un livello locale perché è un livello necessario e un livello più ampio perché è il livello statale, il livello fondamentale di cui non si può fare a meno. C'è un'altra sfida che è stata evocata, e poi mi fermo, è la sfida della formazione, lo si è citato prima, la formazione di guide anche della comunità musulmana, ma non solo, di persone sapienti che sappiano declinare il messaggio dell'Islam nel contesto in cui si trovano a vivere. In questo delle 5 università, no? È stato nominato prima il FIDR, l'università di cui faccio parte, l'Università Statale di Milano, l'Università di Padova, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Università del Piemonte Orientale, hanno tentato di iniziare un percorso di formazione civica, ma non è una formazione religiosa che non ci compete. Però forse è giunto il momento di lavorare maggiormente insieme, cioè di creare dei percorsi in cui da una parte le università possano fornire quella che è la parte civica, storica delle istituzioni italiane, del diritto italiano, e le comunità musulmane possano offrire quella che è la formazione di tipo religioso, e i ministeri dell'interno e dell'università possano offrire un riconoscimento a questo percorso formativo. C'è una disponibilità in questo senso, bisogna però crescere probabilmente nella capacità progettuale, cioè di costruire progetti che effettivamente siano concreti e che possano essere applicati e vissuti. Le università fanno la sua parte, l'hanno fatta in questi anni e sono disposte a continuare. Spero che anche la comunità viva questo percorso di integrazione anche come collaborazione con le istituzioni, e anche le università lo sono, per costruire questo progetto comune. Grazie. Ha ospitato nella giornata. Bene, questo era il professor Alessandro Ferrari, docente di diritto canonico all'Università dell'Insubria di Como e di Varese, coordinatore del Forum Internazionale Democrazia e Religioni, il FIDR, nel corso del convegno Partecipazione e Spiritualità Musulmana 2014, l'anno scorso a Modena, al quale partecipò anche l'ex ministra Kyenge. Platea prevalentemente maschile, se vi guardate il video, e parte femminile rigorosamente separata dai maschi, giusto nel nome della partecipazione e della spiritualità, ma come è coranicamente corretto del resto. Comunque, c'è anche un'ampia sezione dedicata all'infanzia. Come abbiamo detto prima, anche uno degli illustri ospiti si è occupato di educazione dei bambini nell'Islam, che è un capitolo molto importante. Educazione dell'infanzia che si svolge anche attraverso, oltre che la formazione degli insegnanti, che è stata organizzata per la 23esima edizione. Il Comitato Infanzia di Partecipazione e Spiritualità Musulmana nasce nel 2003 e dà la possibilità a questa serie di incontri agli insegnanti di essere formati. I volontari all'insegnamento possono avere una formazione pratica, teorica e pedagogica per svolgere il loro lavoro. Sono previste poi iniziative come il Festival della Canzone per bambini e ragazzi e un'altra serie di gare di recitazione del Corano che mettono in confronto i bambini e sono un'occasione per migliorare la loro lingua araba, che viene insegnata nelle scuole delle varie comunità, dice
il sito psm-italia.it, dando conto dell'iniziativa di partecipazione e spiritualità musulmana, il cui convegno si è tenuto appena pochi giorni fa, quello di quest'anno, a Milano, al Teatro Dal Verme. Peraltro, come è noto, occorre, per far valere i propri diritti, anche un buon avvocato. Avere un buon avvocato è necessario. Luca Bauccio è l'avvocato di costoro, del gruppi che si rifanno a partecipazione e spiritualità musulmana, vicini, come abbiamo visto nella composizione dei loro ospiti, alla fratellanza musulmana. Luca Bauccio è avvocato presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, titolare dello studio legale Bauccio e Associati, laurea in giurisprudenza col massimo dei voti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, esperto di diritto penale internazionale, di diritto dell'informazione. Ha seguito importanti processi in Italia per terrorismo internazionale, è impegnato in procedimenti a forte impatto mediatico, dice il suo curriculum, innanzi alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, e ha assistito numerosi cittadini italiani e stranieri inseriti nelle blacklist, nelle liste nere del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Partecipa a conferenze e dibattiti come esperto in materia di diritto internazionale penale e diritto dell'informazione. È autore di numerose pubblicazioni e articoli sulle principali riviste giuridiche. È stato sentito come relatore anche dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati presso il Parlamento italiano, come esperto di diritto dell'informazione. Nei tribunali e nell'opinione pubblica segue numerose campagne per i diritti civili, per la libertà religiosa e per il riconoscimento delle minoranze, abilitato a patrocinare in Cassazione e alle magistrature superiori. Anche lui ospite l'anno scorso a Modena del Convegno Nazionale Partecipazione e Spiritualità Musulmana. Vorrei chiedere a voi, perché mi sono chiesto a lungo, ma perché certe parole esistono? Perché certe parole vengono pronunciate? Perché certi stereotipi sono così duri a morire, anche in persone in buona fede, come vedremo poi nel corso della nostra conversazione? E probabilmente non è soltanto l'inciampo linguistico, non è soltanto frutto di ignoranza, è qualcosa di più profondo. È l'assenza di diritti, la negazione di diritti, l'amputazione di diritti, metà sì e metà no, cittadini ma non cittadini, persone ma non completamente persone. Questi concetti sono poi in fondo, in maniera conscia o non, consapevole o non, sono alla base di quello che succede sulla nostra lingua quando noi parliamo. Allora permettetemi di farvi una domanda. Molti di voi sono giovanissimi, altri no. Quindi io chiederei a coloro i quali chiederei a voi di indicarmi con una mano alzata quanti di voi vivono in Italia da almeno 10 anni. Vi posso chiedere il favore di alzare la mano? Ecco, quindi io dovrei desumere da questo che ci sono l'80% di questa platea è formata anche da cittadini italiani. Quanti di voi hanno la cittadinanza italiana? Ecco, una minoranza rispetto alla maggioranza di voi. Perché succede questo? Perché ci sono cittadini di fatto in questo paese? Ci sono persone che sentono il bisogno di salutare e di onorare la nostra bandiera, la nostra bandiera. Ci sono persone che parlano la nostra comune lingua, eppure queste persone non sono ancora cittadini. Quindi ancora non possono candidarsi in un'elezione. La prossima settimana si vota, ma la maggioranza di voi non potrà né votare, ma soprattutto non potrà essere votata. Non potrà
non potrà entrare in un consiglio comunale e chiedere al sindaco o essere lui stesso sindaco e porsi il problema e porre il problema: dov'è nel piano regolatore lo spazio destinato alla costruzione di un luogo di culto islamico? Come mai non c'è? Dovrebbe esserci, è un diritto, ma è anche un dovere delle istituzioni garantire nei piani regolatori gli spazi per costruire le mosche. E quando vi trovereste in questo mondo ideale che ancora non riusciamo a costruire, di fronte a un sindaco che manda i vigili urbani a chiudere un'associazione, a vessare, a praticare questa forma di sedizia moderna, ti chiudo l'associazione perché non sia un'associazione ma sia un luogo di culto. Ma se tu chiedi di fare il luogo di culto, dico di no al luogo di culto, quindi ti sopprimo, mi rendo un'ombra, sei qualche cosa che c'è e non c'è, sei una persona e sei una non persona, sei un quasi cittadino, sei qualcuno a cui, è vero, la Costituzione si rivolge anche a te. Pensate, la nostra Costituzione, all'articolo 19, quando parla della libertà religiosa, non dice ai cittadini, non dice alla maggioranza, non dice ai cattolici, ma dice, inizia così: tutti hanno il diritto di professare liberamente. Tutti. Tutti significa tutti. Tutti. E allora, se dobbiamo interrogarci sulle parole, questa è l'origine di certe parole, cioè l'assenza dei diritti e del riconoscimento del diritto di cittadinanza, che, credetemi, dal mio punto di vista, non deve essere necessariamente la cittadinanza, ma se c'è una legge che riconosce la cittadinanza, questa legge deve essere applicata con rispetto verso la legge stessa. Questa legge non può essere tradita. Questa legge non può essere misconosciuta e questa legge non può essere offesa con il ricorso alle formule superstiziose. Perché guardate, qua fanno tanto e si dice tanto, no? Di società laica, di società aconfessionale, non fondamentalista. Ma credetemi, noi viviamo nella società più superstiziosa e più fondamentalista che abbiamo mai conosciuto probabilmente nella nostra storia, perché noi contrastiamo i diritti delle persone, noi uccidiamo i diritti fondamentali ogni giorno con la superstizione delle parole. E allora ci rendiamo conto perché quando anche il nostro Presidente del Consiglio, che rispettiamo, che omaggiamo, quando deve dire qualcosa in televisione dice gli estremisti islamici della Nigeria, Boko Haram, è diventato un islamico, quindi essendo un islamico può permettersi il lusso di essere pure un estremista islamico, probabilmente un drogato, un esaltato, un uomo fuori dal mondo, fuori dall'umanità, un uomo che è Boko Haram perché è Haram, non Halal. Ma questo il nostro Presidente del Consiglio non lo sa, lui non lo sa. E quindi il TV sente il bisogno di ripeterci, fino a romperci i timpani, deve ripeterci che c'è questa cosa che non fa dormire la notte, le 200 povere, disgraziate donne che contro la religione islamica sono state sequestrate, contro la religione degli uomini, contro la religione della civiltà, contro l'umanità sono state sequestrate. E avete sentito anche l'angoscia per le persone crocifisse in Siria. Chi sono stati? Gli estremisti islamici che avrebbero crocifisso dei cristiani, dei cattolici, un'altra bufala. Non solo perché chi era su quella croce non era affatto un cattolico e un cristiano, ma anche perché sulla croce i musulmani non hanno mai messo nessuno, lo sanno sul Presidente del Consiglio. Non erano loro che avevano messo sulla croce qualcuno e non l'hanno mai fatto.
ma se anche ci fosse qualcuno che si permettesse il lusso e l'estrema violenza verbale, l'estrema audacia di dirsi islamico o musulmano nell'atto di compiere questo scempio contro l'umanità, noi dovremmo chiamarlo islamico solo perché lui si autodefinisce islamico? Se qualcuno si dichiarasse un marziano e facesse alcune cose, diremmo che forse i marziani esistono perché c'è qualcuno che si è dichiarato marziano? Non credo. Gli UFO non esistono, anche se qualche matto potrebbe definirsi un UFO, no? Ecco, se noi mantenessimo questo realismo, se noi mantenessimo questa concentrazione sulle parole e sui presupposti delle parole, io penso che il vocabolario dell'infamia, il vocabolario della calunnia che dilaga tra le persone, negli studi televisivi, nei partiti, negli atti giudiziari, nelle indagini, nelle sentenze talvolta, ma la maggioranza è esattamente il contrario. Beh, credo che queste parole scomparirebbero da sole. E allora, perché non fanno come quando sappiamo che dei medici abortisti negli Stati Uniti vengono assassinati? Succede costantemente negli Stati Uniti che alcuni medici, i medici abortisti, vengano assassinati, feriti, minacciati. Chi sono gli autori di questi atti criminali? Gli estremisti cristiani? Gli estremisti cattolici? Loro si dicono così, si definiscono cattolici, si definiscono cristiani e in nome di ciò che loro credono o pensano che sia l'identità cattolica o cristiana ammazzano i medici abortisti. È interessante, vero, l'intervento dell'avvocato Luca Bauccio al convegno nazionale dell'anno scorso, peraltro, partecipazione e spiritualità musulmana. Sentiamo poi il resto, i minuti finali dell'intervento dopo la pubblicità. Caro Franco, quest'anno fare il 730 sarà una passeggiata. Basterà entrare nel sito
Milano l'altro giorno, il 12 aprile, domenica, al Teatro Dal Verme, ma l'anno scorso a Modena, tra gli ospiti d'onore anche l'ex ministra Kyenge. L'intervento dell'avvocato Luca Bauccio, molto interessante direi. Ma non sentirete mai qualcuno chiedere conto giustamente al Santo Padre del comportamento di queste persone. E in televisione, nei telegiornali, nessuno vi dirà che sono degli estremisti cattolici, sono dei criminali, punto e basta. E allora, e chiudo, oggi si è parlato di multiculturalismo, cominciamo a prendere a calcio questa parola, ma non come fanno quelli che vorrebbero la società del Dio Po, cioè vorrebbero abbandonare le chiese, chiudere le moschee, anzi neanche aprirle, e aprire le capanne lungo i fiumi, versi l'acqua del Po e adorarla come se fosse un Dio, perché non ci interessa quel modello di vita. Ma il multiculturalismo è una parola che ormai inganna, perché ci dà la falsa percezione che in origine eravamo puri, e poi improvvisamente che avessimo una sola cultura, un solo linguaggio, una sola lingua, e poi improvvisamente sono arrivati i marziani, siete arrivati voi, e quindi la nostra cultura si è mescolata, si è imbarbarita, e pensate dovrebbe essere un uomo come Salvini a difenderla invece l'italianità, lui che l'ha combattuta, questa italianità per questo paese. E allora lo abbiamo già detto, lo abbiamo già ascoltato, anche l'assessore oggi nel suo breve intervento lo ha detto. Però, insomma, che senso ha parlare di multiculturalismo? Noi siamo da sempre multiculturali. Da 2000 anni ci sono gli ebrei in Italia e in Europa, da 2000 anni. Nel 1033 nasceva a Siracusa Ibn Amdis, uno dei più grandi poeti siciliani e arabi della nostra cultura, della nostra storia, nel 1033, e quella cultura non ci appartiene più. Le poesie di questo straordinario poeta arabo e siciliano non fanno parte della nostra lingua, non fanno parte del nostro immaginario, non fanno parte del nostro futuro. E perché dovrebbe essere così? Allora, e chiudo, io vi inviterei tutti quanti, anzitutto a rifiutare il concetto di minoranza. Non c'è una minoranza, non esiste un modo di pesare i diritti sono per tutti. Non si appartiene, diteglielo voi, a questa società fondamentalista che vi combatte, o che fa finta di combattere, o che cerca di combattere, diteglielo voi, che non si appartiene ad una religione, non ci si iscrive ad una religione, perché non si è schiavi di una religione. La religione appartiene a noi, fa parte del nostro sangue, del nostro cuore, del nostro sguardo. E questa è una cosa che nessuno può toccare, nessuno può negare, e nessuno può pensare di limitare, e nessuno può ingabbiare, imprigionare dentro un concetto quantitativo. Siete il 20%, quando sarete il 50%. I diritti sono di tutti e sono per tutti. Mi sembra davvero un grande successo, mi sembra oltre 1000 persone attentissime per 5 ore. Beh, il titolo dice già tutto. Il tema di questo incontro, che è il tema di ogni giorno, è la democrazia, la partecipazione, il coinvolgimento all'interno delle istituzioni e nella società, come protagonisti e non come vittime o come persone che devono essere assistite o devono essere aiutate, ma come persone che aiutano la società di cui fanno parte a crescere e che rivendicano l'italianità come un italiano, come una persona che è nata qui da genitori italiani. Quindi mi sembra che la grande novità, la grande ricchezza di questo convegno sia in questo, nel ribadire che si diventa italiani e non si nasce soltanto italiani. Come facciamo capire alle nuove generazioni questo valore? Come lo facciamo crescere in loro?
Ma io ripeto quello che ho detto oggi: le nuove generazioni devono prepararsi, devono studiare per essere protagoniste in prima persona. Non hanno bisogno che nessuno le salvi, nessuno le aiuti, hanno bisogno certo di diritti, e i diritti devono essere riconosciuti dalle leggi che ci sono e dalle istituzioni che spesso dimenticano le leggi. Però le nuove generazioni hanno una grande sfida, che è quella della democrazia, quella della politica, è quella del prepararsi per essere protagonisti dentro le istituzioni, loro in prima persona. Io in questa cosa ci credo tantissimo, davvero il mio invito davvero fraterno è quello di iniziare subito a farsi carico di questo paese, non soltanto della propria comunità o del proprio piccolo orticello. È questo paese che ha bisogno di queste seconde generazioni. Segno nazionale 2014. Così l'avvocato Luca Bauccio. Qui dalle capanne lungo i fiumi andiamo avanti fino alla fine della nostra trasmissione per documentare un altro passaggio. Da Milano, domenica scorsa, a Modena l'anno scorso, il convegno della partecipazione e spiritualità musulmana, a Torino, perché a Torino anche quest'anno è stata messa in atto per le strade una manifestazione in occasione della celebrazione della nascita del profeta Maometto. L'Associazione Islamica delle Alpi, che gestisce 2 centri islamici a Torino, in via Taiba e in via Chivasso, e un altro centro, Rayan, in via Reichend 51, in collaborazione con Spiritualità Musulmana, cioè con coloro che hanno organizzato anche il convegno di cui abbiamo dato conto, ha promosso 10 giorni di celebrazioni l'anno scorso e quest'anno dell'anniversario della nascita del profeta Maometto. L'idea è stata quella di sfruttare l'occasione dell'anniversario per far conoscere e raccontare alla cittadinanza torinese la figura di Maometto, una figura centrale per miliardi di persone nel mondo e per 2 milioni di concittadini in Italia. Raccontare quindi i musulmani attraverso il racconto del loro esempio nella vita di Maometto. Il tema scelto per la celebrazione l'anno scorso era "Il tuo sorriso per il prossimo è carità", un messaggio di amicizia e simpatia che i vicini musulmani hanno voluto inviare ai loro vicini non musulmani, dei quali ha parlato il TGR della regione Piemonte in questi termini l'anno scorso. E l'Associazione Islamica delle Alpi, una delle più importanti in Piemonte, dedica una settimana di celebrazioni aperte ai torinesi per ricordare la nascita del profeta Maometto. Paolo Volpato. Il centro islamico Taiba di via Chivasso 12, uno dei più grandi della città, apre le sue porte. Una manifestazione iniziata ieri con un banchetto informativo in Piazza Castello e l'offerta di una rosa. Iniziativa volutamente rivolta ai torinesi, oltre che al mondo arabo, per ricordare la nascita del profeta Muhammad, Maometto. Al centro Taiba una mostra illustra la vita del profeta glorioso e le attività della moschea, visitabile. Tè e dolci arabi accompagnano gli ospiti. Altre iniziative promosse sempre dall'Associazione Islamica delle Alpi si susseguiranno durante la settimana. Sabato 18 la giornata sarà interamente dedicata alle donne, con una sfilata di moda di abiti orientali, tatuaggi tradizionali e dibattiti sulla figura della donna nella religione islamica. Domenica i bambini al convitto Umberto I, dove si studia l'arabo. Una mano tesa dall'Islam a Torino e ai torinesi. Raccontare il profeta Maometto a Torino, banchetto informativo, poi una 10 di giorni di manifestazioni, poi l'anno scorso, sabato 11 gennaio, nella piazza Castello, gremita di persone, dice il sito psmitalia.it, intente a fare shopping con i giovani dell'associazione che hanno distribuito ai passanti i loro sorrisi, insieme a una rosa con un post-it contenente uno degli insegnamenti del profeta, pace su di lui. È il migliore dei credenti nella fede, il migliore della moralità, è il migliore tra di loro e colui che è il migliore con sua moglie, il profeta Mohammed. Il paradiso si stende sotto i piedi delle madri, il profeta Mohammed. Le donne sono sorelle degli uomini, non le onora che un generoso, non le offende che un infame, il profeta Mohammed, pace, benedizione su di lui. Il tuo sorriso per il prossimo è carità. Il tuo sorriso per il prossimo è carità. Questa è un'occasione preziosa che abbiamo colto come Associazione Islamica delle Alpi per mostrarsi alla città. Oggi abbiamo un banchetto in cui distribuiamo delle rose che sono un segno di simpatia, un segno di amicizia verso i nostri concittadini non musulmani.
delle rose insieme ad un volantino che è un invito ai nostri concittadini di sorridere, poiché un insegnamento del nostro profeta è quello in cui ha detto: il tuo sorriso per il prossimo è carità. المبادرة ديال الحديث التي انطلقت من الحديث الشريف ابتسامتك في وجه أخيك صدقة تأتي انسجاما مع الشعار الذي رفعته الجمعية الإسلامية للأرب في هذه السنة، الذي هو شعار المؤمن الشاهد بالقسط. فتأتي هذه المبادرة ديال ابتسامتك في وجه أخيك صدقة رسالة من أعضاء الجمعية الإسلامية للأرب غير المسلمين، رسالة ابتسامة ورسالة Mohammed, il profeta dell'Islam, che è una guida per 2 miliardi di persone nel mondo e per 2 milioni di cittadini italiani o futuri tali, e quindi vogliamo raccontarci la cittadinanza italiana attraverso il nostro profeta. Un'iniziativa bella perché avvicina la vostra cultura alla nostra e ci permette di conoscervi sempre meglio. Diciamo che è un valore assoluto, anche perché noi della vostra cultura non conosciamo molto, per cui conoscerla con queste manifestazioni mi sembra una cosa molto positiva. Ecco. Secondo me è interessante perché i musulmani devono farsi conoscere, perché c'è un'opinione molto negativa su di loro e diciamo, invece bisogna che si facciano conoscere per sapere quello che diciamo, è scritto sopra il Corano e perché bisogna sapere che ci sono anche delle brave persone che si comportano bene, ecco, insomma. È molto importante anche per la cittadinanza torinese, perché magari è arrivata uno, non voleva la rosa, mi ha detto no, conosco la vostra iniziativa, voglio solo il vostro volantino per vedere cosa state facendo, mi piace la vostra iniziativa. Questa iniziativa è stata molto importante appunto per portare uno scambio interculturale, intergenerazionale tra le persone che passano qui nel centro di Torino, giusto per portarle questo nostro sorriso e portare una nuova gioia qui a Torino, che è una Torino un po' sempre cupa, eccetera, in cui non vediamo sempre un giusto feeling con le persone, eccetera. Quindi portiamo un sorriso alle persone e con l'intento del profeta il tuo sorriso per il prossimo è carità, portiamo questo messaggio e cerchiamo di divulgarlo il più possibile. Molte persone ci hanno sostenuto per questa cosa che stiamo facendo e parteciperanno all'evento che si terrà poi domani, e siamo molto contenti appunto di aver fatto questa cosa e di riuscire a portare avanti questo messaggio e di riuscire a portare un sorriso nella faccia delle persone, un sorriso alle altre persone. Io sono cattolica di nascita, penso che resterò cattolica per motivi tradizionali, però ho simpatia per voi. Penso che il Dio in fondo è unico. Questa giornata mi è sembrata bella e interessante perché molta gente si è fermata e mi è piaciuta questa iniziativa perché è la prima volta che si è fatta comunque sostanzialmente. La gente sembra interessata e spero che vada a buon fine, grazie. In un pomeriggio come questo in cui le ragazze e i ragazzi girano a passeggio per vetrine, è bello che ogni tanto ci sia qualcosa di diverso anche, insomma, un'occasione per riflettere sull'Islam anche, sull'essere musulmani a Torino. Facendo conoscere gli insegnamenti, la vita del profeta dell'Islam. In questo banchetto di oggi, in pieno centro, pieno del centro dello shopping torinese, vogliamo dire ai torinesi che siamo vostri vicini, che vogliamo comunicare con voi, vogliamo relazionarci con voi, ci consideriamo parte di questa città, parte integrante di questa città, e attraverso questo banchetto vi vogliamo raccontare un aspetto della nostra vita spirituale, che è il nostro profeta Mohammed. Così a Torino l'anno scorso, le immagini si riferiscono agli audio all'anno scorso, e peraltro uno dei signori incrociati sotto i portici che diceva noi non conosciamo abbastanza l'Islam, così queste manifestazioni servono per conoscere il Corano. Per conoscere il Corano la prima cosa è leggerselo in una buona traduzione, più che diciamo sentire il sentito dire. Infatti poi lo leggeremo e ci occuperemo del Corano anche sotto il profilo degli insegnamenti del profeta Maometto, il messaggero di Allah, pace su di lui. Nel pomeriggio di domenica 12 dell'anno scorso, però a questo si riferiscono i documenti audio-video, la moschea Taiba di via Chivasso 12 a Torino apre le sue porte alla cittadinanza con un ricevimento di tè e dolci e un'esposizione di vari stand per presentare la vita appunto e gli insegnamenti
del Messaggero di Allah, pace su di lui, con interviste naturalmente di persone che hanno partecipato all'iniziativa, tra le quali anche una suora cattolica. Promuovo la libertà alla storia del profeta, perché oggi si ricorda appunto l'anniversario della nascita. Intanto io promuovo la libertà di culto, quindi anch'io mi auspico che in Torino ci possano essere delle sedi consone e dignitose perché la popolazione musulmana possa continuare a portare avanti la propria tradizione e la propria spiritualità. Allora, è la prima volta che sono entrata effettivamente in una moschea, nel senso che conosco quella che c'è in Corso Vittorio, ma non sono mai entrata, non sono neanche mai stata invitata. Subito è stata per curiosità, perché poi conoscevo qualcuno, e poi un ottimo impatto positivo sia come struttura, sia come accoglienza, sia come colori, iniziative, disponibilità anche delle persone che si sono presentate e mi hanno fatto conoscere parte della loro religione, che comunque conoscevo già, ma anche proprio il loro modo di pensare e di condividere il loro pensiero, perché io sono curiosa e ho fatto delle domande e quindi sono stata ben accolta e e positivamente, diciamo, ho avuto questa espressione. Peraltro penso che continuerò a frequentarla in occasioni chiaramente libere, nel senso che verrò, e piacevolmente, anche perché ci sono delle persone deliziose e l'ambiente è molto caloroso. Mi ha fatto molto piacere vedere l'accoglienza che avete dimostrato, insomma, nell'aprire la moschea in questo giorno per voi molto importante. È stato molto interessante, dato che la moschea siamo abituati a vederla come un posto un po' chiuso, insomma, no? Dove non si sa quello che succede dentro, invece abbiamo potuto apprezzare la serenità e la pace che ci sono all'interno. E poi la sfilata di moda femminile e il pomeriggio del sabato dedicato appunto alla donna. È una cosa emozionante per me, è un evento straordinario. Già la scorsa domenica appunto c'era la vita di Mohammed, che è una cosa straordinaria. Adesso questa festa con le donne, insomma, io sono emozionatissima, non so cosa dire. È bellissimo, per me è un'esperienza nuova, quindi l'ambiente è fantastico, i sorrisi, la cordialità, la gentilezza, la semplicità soprattutto di queste persone mi hanno abbracciata, come dire, stupendo. Sono venuta oggi perché ho visto questo su internet, che c'è questa festa per le donne, e hanno invitato a tutti, ma penso che questa è un'esperienza bella per noi stare qui con loro. E anche siamo americani, ma mi piace molto la cultura di Marocco e sono molto felice di stare qui. Anche sono vestita così come loro si vestono. Mi piace molto, veramente grazie per queste opportunità di imparare di più di nostra cultura e anche di forse conoscere le donne di Marocco, perché veramente mi piace. Grazie mille. Ya khayra khalqillah, ya habib Allah, ya Rasul. Così a Torino l'anno scorso. Se peraltro il sito in questione, se volete documentarvi di prima mano, psm-italia.it, contiene anche una serie di altri video di colui che è un po' il punto di riferimento. E qui arriviamo a un altro capitolo, perché questi erano i documenti audio possibili, disponibili, eccetera, in relazione alla manifestazione di domenica, perché quest'anno si è tenuto domenica a Milano l'incontro al Teatro Dal Verme, domenica scorsa. Il punto di riferimento, lo sceicco, cioè il sapiente, diciamo così, il leader a cui si ispira questa associazione o gruppo di associazioni, è Abdesalam Yassin. Abdesalam Yassin, sceicco, cioè sapiente appunto, è morto in Marocco nel 2012. Che tipo è Abdesalam Yassin? Perché viene presentato nel sito con dei contributi audio che condannano gli atti estremistici, gli atti di violenza
è in pratica una specie di Gandhi islamico, diciamo così viene presentato sul sito di PSM, di Partecipazione e Spiritualità Musulmana. Però è più interessante vedere quel che ha scritto e i comportamenti e le affermazioni, i libri, i testi, le sue argomentazioni nel corso della sua attività sceicale, diciamo così, cioè di filosofo, dotto, teologo, sapiente islamico. Morto in Marocco nel 2012, dicevamo, al centro della sua visione del mondo c'è un'idea che è un'idea ortodossa, peraltro, è coranicamente corretta. Poi sulla questione delle donne bisognerà che apriamo un capitolo, ma non per sentito dire, perché come diceva il signore sotto i portici, intervistato che abbiamo ascoltato prima, non è che conoscendo una persona tu conosci il Corano. Per conoscere il Corano va da sé, è ovvio, è elementare, te lo devi leggere. Magari in Italia c'è qualcuno che se l'è letto, la grande maggioranza dei cittadini immagino che non se lo sia letto, e la grande maggioranza dei politici forse nemmeno, e se lo sono letti hanno dato mostra di non raccontare la verità. La verità è molto semplice, anche perché va detto a merito del Corano che non è un testo di difficile interpretazione, anzi tutt'altro, è un testo di semplicissima interpretazione, anche perché le affermazioni sono assai chiare e non, come dire, aprono spazio al dubbio. Il dubbio è un concetto che non sta molto di casa nel Corano, in generale nella cultura islamica. Il dubbio è sintomo di qualcosa che non funziona in tema di teologia e di supremi principi e di messaggio divino, giusto appunto. Il messaggio divino per eccellenza è il Corano, che non è un testo qualunque, è un testo che rispecchia la madre del libro, cioè la matrice che sta presso Allah, è Dio stesso in sostanza. Comunque ci entreremo a parte, perché quello è il discorso sulle donne, il discorso sulla antropologia e sulla teologia, cioè su che visione ho dell'uomo e di Dio, e il discorso sul dovere irrinunciabile della guerra santa lo faremo esaminando proprio i versetti del Corano, sura per sura, e poi facendoci aiutare, dopo aver letto il Corano, insieme, qua in trasmissione, facendoci aiutare anche da un libro che vi ho citato diverse volte, Ibn Warraq, Perché non sono musulmano, che in sostanza parte proprio da lì, perché l'ABC, la base, per poter dire qualcosa di sensato, è la conoscenza del testo sacro, che per noi ha un'importanza relativa, dico per noi occidentali, non islamici, mettiamola così, cioè miscredenti, ha un'importanza relativa. Il testo sacro dei cattolici, quello degli ebrei probabilmente, non lo so, però tendenzialmente si relativizza, perché sono passati secoli di razionalismo, di illuminismo, definitelo come volete, ma in sostanza per noi non è così cogente e così profondo il senso di aderenza al testo, no? Poi abbiamo sempre concepito il testo come qualcosa scritto da uomini che si può quindi affrontare, leggere, interpretare, ci si può esercitare sopra un certo raziocinio, eccetera. È un po' diverso invece il discorso del testo coranico, ma lo faremo a parte. Intanto, a proposito, vi volevo dire di questa partecipazione e spiritualità musulmana, senza dubbio uno dei leader, o forse il leader a cui si ispira questa associazione, è Abdesalam Yassin, sceicco marocchino, morto nel 2012, al centro della sua visione, peraltro molto presente anche nel dibattito politico in Marocco, e non solo in Marocco. Al centro della sua visione del mondo c'è un'idea che è quella perfettamente conforme al testo supremo, al Corano, che è l'idea della supremazia della civiltà islamica e la convinzione che il mondo musulmano, storicamente, finirà per prevalere sull'Occidente. Del resto anche il Corano dice dovrete combattere fino a che l'Islam sarà l'unica religione. Da un punto di vista più generale, declinato in termini di civiltà islamica, lo sceicco Abdesalam Yassin, ispiratore di questa galassia che abbiamo imparato a conoscere stamattina, è convinto appunto di questo, che il mondo musulmano prevarrà sull'Occidente, e la prova è appunto nel Corano, dice lo sceicco Yassin. La perfetta società umana, quella più vicina a realizzare il messaggio di Allah, fu quella creata dal profeta Maometto negli ultimi 10 anni della sua vita e perpetuata dai 4 successori, i 4 califfi successivi a Maometto. Da lì in avanti, dice lo sceicco defunto 3 anni fa, Abdesalam Yassin, ispiratore diciamo di questa galassia di partecipazione e spiritualità musulmana, da lì in avanti, quindi dopo i 4 sceicchi che sono succeduti a Maometto, il malgoverno ha prevalso e ha sviato i musulmani stessi.
La promessa divina è quella però della rotazione delle civiltà, tutto ha un termine, l'alternanza dei giorni e la rotazione appunto delle civiltà è una promessa di Allah e questa promessa divina sarà realizzata, sosteneva lo sceicco Yassin, nei prossimi 20 o 30 anni. Si creerà così una nuova e unificata civiltà islamica, la cui inevitabilità storica è confermata dalle parole del profeta Maometto su un futuro secondo califfato. Califfato è ciò a cui si richiamano anche appunto quelli dello Stato islamico, no? Che in base a questa previsione di Maometto su un futuro secondo califfato hanno cercato di creare il loro califfato. A differenza per esempio di un Khomeini, lo sceicco marocchino Yassin è a suo agio con la cultura occidentale, o meglio, la conosce molto bene. Cita spesso Arnold Toynbee nei suoi scritti e nei suoi discorsi, cita Oswald Spengler e Samuel Huntington, i quali hanno un tratto in comune. Tutti costoro predissero il declino dell'Occidente. L'Occidente, ha scritto lo sceicco Yassin, sta diventando decrepito anche a livello anagrafico, mentre la gioventù islamica è nel suo pieno fiorire. Le statistiche, ha scritto lo sceicco Yassin, annunciano un cambio di rotta nella storia della civiltà. Le statistiche e la demografia. Il postmoderno mondo asiatico è già il presente. Si pensi al predominio di Giappone, Cina e India, allo spostamento dell'asse economico-politico verso il Far East, verso l'Asia. Il postmoderno, teorizzava lo sceicco Yassin, sarà il mondo islamico che sta avanzando. Yassin non abbraccia l'idea dello scontro di civiltà. Siccome l'Islam inevitabilmente trionferà, sostiene lo sceicco Yassin, l'Occidente farebbe meglio ad accettare il proprio declino e a dialogare seriamente col mondo islamico. La globalità e la cultura moderna, secondo lo sceicco Yassin, sono superficiali, a volte perfino bestiali. Per Yassin la modernità è un'ideologia che ha sradicato il sacro e il divino. L'ideologia del progresso, della modernità, è il pretesto innovativo, dice, il pretesto inventato, dice Yassin, per la colonizzazione del sud del mondo. E la storia del XX secolo fornisce ampi esempi dei mali della modernità. Facciamo il discorso a parte perché adesso sono arrivate le 12, ma è più che necessario, direi, conoscere la figura di Abdesalam Yassin perché è l'ispiratore, uno dei numi tutelari di questa galassia di associazioni che si presentano con questo volto, la rosa, diciamo così, il convegno e ciò che abbiamo sentito, si rifanno agli insegnamenti di Abdesalam Yassin, marocchino morto nel 2012, il cui profilo biografico e le cui affermazioni e le cui idee dobbiamo, credo, conoscere, conviene conoscere visto che fanno riferimento a costui. Peraltro, sotto il profilo della qualità degli ospiti, ne abbiamo parlato all'inizio di quelli che sono stati gli ospiti e la loro caratura e le loro idee di base, gli ospiti del convegno di domenica qua a Milano. Buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. 2 seggiolini, 2 airbag, 2 cinture. Per raddoppiare la sicurezza, acquista 4 pneumatici estivi Contini.